Presentato a Spinea il progetto Totem per valorizzare un territorio ricco di cultura. Amministrazione comunale, scuole e biblioteca stanno già lavorando da mesi a questo progetto che vedrà la luce nel 2022. Ma di cosa si tratta esattamente? Lo spiega l'assessore alla cultura Elia Bettin. Il progetto Totem nasce su impulso dell'amministrazione comunale per dare una nuova vista di Spinea. Spinea non è solamente il cemento, non è solamente quel paese di passaggio tra Milano e Mestre, ma è molto di più. Spinea è bellezza, noi abbiamo 28 ville venete, siamo il comune italiano con la più alta densità di ville venete per chilometro quadrato. Con questo progetto l'assessorato alla cultura punta a valorizzare ciò che abbiamo nel nostro territorio, il nostro patrimonio storico e artistico. Infatti partiamo con una prima battuta con 28 totem che verranno posizionati nei punti strategici di maggiore impatto culturale e storico. Tant'è che con questi totem che abbiamo presentato qui oggi, di metallo, alti circa 2 metri, verranno inserite delle informazioni storiche, architettoniche, di descrizione della villa e in breve anche della sua storia. Verrà inserito un QR code per poter rimandare attraverso contenuti multimediali in internet con maggiori approfondimenti su fotografie e sulla storia della villa, e dopodiché una parte molto importante, molto curiosa tra l'altro, del diario del Fapanni. Il Fapanni, storico del territorio, aveva descritto la strada che portava da Mestre a Milano. Sarà importante anche il ruolo delle scuole. Insieme alle scuole del territorio parte il progetto di Racconti in Villa. I ragazzi delle scuole medie di Spinea infatti scriveranno, conoscendo ovviamente la storia di alcune ville venete presenti qui a Spinea e delle loro famiglie, grazie al rapporto di stretta collaborazione con le insegnanti degli istituti didattici, scriveranno e inventeranno anche dei racconti letterari in villa.